Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Bandi di gara su misura all'ospedale Papardo di Messina, arresti domiciliari per l'ex deputato dell'Assemblea regionale Antonio Catalfamo e il dirigente medico Francesca Paratore. Sono 5 i coinvolti nella sparatoria di Inesima che ha causato 2 feriti gravi. Dopo il fermo dell'uomo che avrebbe esploso 3 colpi di pistola, la polizia cerca altre 2 persone. Il movente è riconducibile a un litigio per questioni economiche. Tregua a Lampedusa dopo gli sbarchi a raffica che avevano fatto salire a oltre 3.000 i migranti ospiti nell'hotspot. Domani sull'isola il ministro dell'Interno Piantedosi. Caro voli, le tariffe dei biglietti decollano. Alla vigilia dell'incontro a Roma tra Mister Prezzi e i rappresentanti delle principali compagnie aeree restano sotto accusa le tratte nazionali. A Fontanarossa le testimonianze del Salasso, c'è chi per un Roma-Catania andata e ritorno ha speso 400 euro. I costi dei biglietti aerei non fermano i vacanzieri, numeri superiori a quelli dello scorso anno, saranno oltre 15 milioni gli italiani in viaggio, mete preferite le località di mare. Il cimitero di Siracusa nel degrado, lapidi sommerse dall'erba, spuntano persino piante di cappero e fico, i visitatori chiedono più decoro per i defunti. La serenata di Blanco a Palermo, il popolare cantante sorprende i fan in Piazza Pretoria, scelta come ambientazione del videoclip di uno dei brani che promuovono il suo ultimo disco. Bentrovati. In chiesta della Guardia di Finanza sui bandi di gara e i concorsi all'ospedale Papardo. Ai domiciliari un ex deputato regionale e una dirigente dell'azienda ospedaliera. L'accusa è di tentata concussione e corruzione. Francesco Triolo. Tentata concussione e corruzione nelle assunzioni all'ospedale Papardo, queste le accuse di cui devono rispondere l'ex deputato regionale di Fratelli d'Italia e Lega transitato di recente a Forza Italia Antonio Catalfamo ed una dirigente medico della stessa azienda sanitaria, Francesca Paratore, che dal 2021 dirige l'unità di ricerca sanitaria, finiti oggi entrambi ai domiciliari. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno preso il via da alcuni controlli effettuati su una serie di procedure di gara riguardanti l'azienda Papardo di Messina che, secondo l'accusa, sarebbero state condizionate. Le fiamme gialle hanno ricostruito una sorta di strumentalizzazione della struttura sanitaria a fini politici, con particolare riferimento alle elezioni amministrative della città di Messina e alle regionali del 2022. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Marco Accolla hanno consentito di accertare come, in virtù di un rapporto personale tra l'ex deputato e la dirigente, è stato tentato di agevolare persone a loro vicine imponendo l'assunzione delle ditte private che si aggiudicavano gli appalti relativi a servizi di pulizia e sanificazione nella struttura ospedaliera, ovvero avvantaggiandoli nella partecipazione a concorsi pubblici e nella predisposizione da parte dell'azienda ospedaliera di bandi di gara ad hoc. Dopo il fermo dell'uomo che avrebbe esploso 3 colpi di pistola causando 2 feriti gravi, gli investigatori restano sulle tracce di altri 2 partecipanti alla sparatoria di Inesima, che in totale ha coinvolto appunto 5 persone. Il movente sarebbe riconducibile a un litigio per questioni economiche in un appartamento chiuso da anni. Natale Bruno. Una lite tra 5 persone per questioni economiche in una casa di proprietà dell'Istituto Case Popolari di Catania, la cui locataria è morta nel 2018 e da allora è rimasta chiusa. Iniziano a prendere forma le ricostruzioni della polizia sulla sparatoria avvenuta alle 13 di venerdì scorso in via Santo Cantone, nel quartiere di Inesima, a Catania, con 2 feriti, uno dei quali un giovane albanese di 27 anni che lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro. La novità è che nel cerchio chiuso dagli agenti della mobile vi sono altre 2 persone e ancora la macchia coinvolte. Sono entrambe vicino alla terza persona che gli agenti stavano cercando e che sabato pomeriggio si è presentata negli uffici della squadra mobile, una sorta di presentazione indotta, avendo le ore contate, essendo stata identificata tra la deposizione dell'altro ferito, un italiano di 43 anni, e le immagini di videosorveglianza della zona.
Del terzo uomo si sa che la procura nei suoi confronti ha emesso un fermo di polizia giudiziaria ipotizzando il reato di tentato omicidio. Agli investigatori l'uomo, che ha piccoli precedenti penali, ha spiegato che il luogo dove è avvenuta la sparatoria era assolutamente casuale, che i motivi del contendere non erano legati all'occupazione abusiva della casa ma a questioni economiche per piccoli lavori. Dalle discussioni sarebbe maturata una lite tra lui e l'italiano di 43 anni che in via Santo Cantone era giunto assieme al giovane albanese in fin di vita nel reparto di rianimazione. La vicenda non è del tutto chiara, l'individuazione delle altre due persone al culmine degli approfondimenti della polizia, guidata dal PM Martina Bonfiglio, potrebbe essere ancora più utile per ricostruire il movente del litigio ancora avvolto da mistero. Un uomo si è arreso alla polizia dopo essersi barricato in casa per ore in via Giovanni Verga a Marsala, minacciando di sparare dal balcone con un fucile. La zona era stata chiusa al traffico, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile di Trapani. Sono intervenute anche le squadre speciali arrivate da Palermo. 15 avvisi orali emessi dalla Questore di Catania sono stati notificati ai partecipanti a una maxi rissa tra italiani e albanesi avvenuta il mese scorso davanti a una panineria di Biancavilla alle porte di Catania. 12 le persone raggiunte da divieto di accesso agli esercizi pubblici, cioè il DASPO urbano, 2 dei quali aggravati con l'obbligo di firma presso la stazione locale dei Carabinieri nel weekend durante le ore della Movida. I fatti risalgono a giugno scorso, quando a causa di una incomprensione nell'affollato corso cittadino si sono scontrate 2 fazioni, una italiana e l'altra albanese. Un ragazzo del posto aveva rivolto una battuta a uno degli albanesi che, non avendo compreso l'ironia della frase, l'ha considerata un'offesa. I 2 hanno cominciato a spintonarsi, inducendo gli altri a intervenire in difesa dei propri amici, e la rissa poi è stata sedata dai carabinieri. Si respira un clima di maggiore calma a Lampedusa dopo gli sbarchi a raffica dei giorni scorsi, che hanno visto riempirsi a dismisura l'hotspot con oltre 3.000 migranti ospiti. I numerosi trasferimenti hanno alleggerito la pressione sulla struttura e domani sull'isola arriverà il ministro dell'Interno Piantedosi. Adelaide Barbagallo. Dopo gli sbarchi a raffica che hanno visto rapidamente l'hotspot di Lampedusa ospitare 3.306 migranti, un numero ben superiore alla capienza, che sarebbe di circa 400 persone, oggi la struttura di primissima accoglienza si presenta così. I trasferimenti in altre località con navi e traghetti si sono susseguiti e hanno restituito un clima di ordinaria gestione dell'hotspot. Siamo rientrati sull'ordinario con dei numeri intorno alle 500 unità e quindi si prosegue con le attività del centro e con i servizi che stiamo erogando all'interno. Le condizioni meteo marine non fanno prevedere nuovi sbarchi, dunque domani il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita a Lampedusa con la commissaria dell'Unione Europea agli affari interni Ylva Johansson, non troverà l'hotspot super affollato in emergenza. Lo scenario sarà esattamente quello che vi stiamo mostrando. Con la gestione della Croce Rossa e la nuova organizzazione che consente il trasferimento di 2.500 migranti in 36 ore è avvenuto un cambio di passo. Abbiamo prestato loro le prime misure di protezione, quindi abbiamo fornito loro accoglienza materiale, la possibilità di contattare i propri familiari, la possibilità di ricevere assistenza sanitaria e anche le informazioni per poter poi proseguire nel percorso che intraprenderanno in Italia. Ma occorre prepararsi a nuovi importanti arrivi. Ci stiamo preparando con la pianificazione, quindi pronti a mettere in campo tutte le misure possibili, che sono quelle del sistema di emergenza, per rispondere comunque a un'accoglienza dignitosa per tutti e a fornire il dovuto supporto a tutte le persone. Va meglio anche sul fronte dei rifiuti, i cui costi di smaltimento in discarica erano lievitati enormemente. Nell'hotspot è partita da poco la raccolta differenziata. Anche questa novità troverà Piantedosi, il cui ministero aveva concesso a novembre un contributo straordinario al comune di circa 800.000 euro, soldi destinati proprio a quest'altro tipo di emergenza. Una bambina di 4 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere caduta dal balcone di un'abitazione in via Castelvetrano a Mazara del Vallo.
La bimba è finita sulla strada dopo un volo dal secondo piano della casa dove vive con la famiglia. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Trasportata all'ospedale Abel Aiello di Maddara del Vallo, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e adesso è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Caro Voli, mister Prezzi, su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per domani i rappresentanti delle principali compagnie aeree per indagare su eventuali speculazioni. Sotto accusa le tratte nazionali che quest'anno registrano i maggiori rincari. Per un Roma-Catania andata e ritorno c'è chi è arrivato a spendere 400 euro. Emanuela Corsi. Quanto abbiamo speso per venire da Milano? 350 euro circa, andata e ritorno. Ancora vacanze con prezzi dei biglietti aerei alle stelle, soprattutto per le tratte nazionali che secondo l'Istat hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Venire in Sicilia da Milano per molti è un vero e proprio salasso, soprattutto per chi viaggia con la famiglia. Andata e ritorno, 2 persone, 400 euro. 120 euro. Intorno ai 200 euro. A persona? Sì. Quindi insomma una cifra importante. E come no? Non va meglio a chi invece viene dalla capitale. La tratta Roma-Catania e viceversa continua a segnare prezzi esorbitanti. Circa 400 euro. Venendo da? Andata e ritorno però, è da Roma. Il problema del caro voli, che fino a pochi mesi fa era ad esclusivo appannaggio della Sicilia, ora si estende a tutto il resto d'Italia e finisce sotto la lente di ingrandimento di mister Prezzi, che vuole vederci chiaro dopo aver monitorato da tempo la situazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato infatti per domani i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari, per capire se c'è qualche forma di speculazione, soprattutto in un momento in cui il prezzo del carburante è sceso. A viaggiare in questo periodo non ci sono solo vacanzieri, ma anche studenti e lavoratori che fanno rientro a casa. I più fortunati sono riusciti, prenotando con largo anticipo, a trovare qualche offerta, ormai sempre più rara anche con le compagnie low cost. Abbastanza economico, sì. Ma hai prenotato con largo anticipo? No, ho prenotato ad inizio giugno, se non sbaglio. Andata e ritorno 44 euro. Pochissimo. Sì, preso con largo anticipo. Quando l'hai prenotato? L'anno scorso? No, 2 mesi prima. 78 euro in totale. Anche le tratte internazionali non sono economiche, come ci racconta questo passeggero che viene da Londra con il figlio. Il volo era prenotato da qualche anno, poi ho fatto delle aggiunte, insomma più di 1.000 euro. Alcuni voli, come quelli per la Sicilia, arrivano a raggiungere in determinati periodi dell'anno i prezzi dei biglietti per gli Stati Uniti e la denuncia del Codacons, che ha chiesto di partecipare alla riunione di domani con le compagnie aeree. Ma nonostante il caro voli, il turismo, secondo le stime di Coldiretti, fa registrare numeri superiori all'anno scorso. Saranno oltre 15 milioni gli italiani in viaggio. Scopriamo con Emanuela Corsi quali sono le mete preferite da chi va in vacanza. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. È arrivato luglio ed è già tempo di vacanze. Anche se sono sempre di più le persone che scelgono di anticipare le tanto agognate ferie a giugno, luglio resta uno dei mesi preferiti per partire. Secondo Coldiretti, infatti, sono più di 15 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma quali sono le mete preferite di quest'estate? Lo abbiamo chiesto ai catanesi. Quest'anno facciamo 3 giorni a Portopalo e poi non lo so, dei piccoli weekend. Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza per località nazionali. Tra le mete preferite anche quest'anno c'è la Sicilia, scelta anche da chi è già in ferie. Io sono in vacanza, sono di Milano, sono arrivata l'altro ieri e vado via il 7 luglio. 4 giorni, sì, va bene. Da dove viene? Da Roma. Quest'anno dove si va in vacanza? Quest'anno andremo in vacanza, come sempre, alla nostra casa a Malare Canati. Però qua in Sicilia. Andrò tipo a Palermo, a Siracusa. No, da nessuna parte, si rimane in Sicilia. Sempre qua. In vacanza mi sa che restiamo qua, nella nostra isola. Tutti i posti sono belli, perché la Sicilia è bella. Si va in ferie a Favignana. Con gli amici, fidanzata? Fidanzata. Tra coloro che viaggiano c'è anche chi ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero. Andremo a Santorini, 15 luglio. Las Vegas. Non
tutti hanno ancora le idee chiare e devono ancora decidere. Le parti della Toscana, il Trento, non lo so ancora. Pensavo di fare una crociera, però siamo in attesa. Non lo so, dobbiamo ancora organizzarci con i miei amici. Pensiamo a un viaggetto fuori, all'estero. Non manca anche chi resterà a casa. A casa, a Lebrino. Con chi? Con la moglie. A casa. Non si parte? No, troppe spese. In vacanza quest'anno niente, lavoro soltanto. Da nessuna parte, perché la mia compagna è in gravidanza, quindi già l'abbiamo fatta. Ferie no. Quindi si lavora? Sì. Tra chi parte c'è anche chi sceglie di fare un pellegrinaggio. Abbiamo un progetto di andare una settimana a luglio, andremo a Lourdes. Non lo so se posso andare a Medjugorje a settembre. Perché d'estate la fede non va in vacanza. Nella parte monumentale del cimitero di Siracusa le lapidi sono ricoperte di erba, sono spuntate persino piante di cappero e fico. Una situazione inaccettabile, dicono i visitatori, che chiedono maggiore decoro per i defunti. Francesco Aloi. Io vedo e qua c'è la desolazione direttamente. È l'atmosfera che si respira al cimitero di Siracusa, qui l'erba la fa da padrone, una situazione che fa storcere il naso a molti. È in completo stato di abbandono, una vera vergogna. È un vero schifo. Si dovrebbe, almeno ai nostri defunti, di sistemarli come si deve. C'è poco rispetto per i defunti, ci dicono, ma la vegetazione spontanea spunta anche dall'asfalto. Quello che vediamo è il totale abbandono. Dei viali che ho attraversato per andare a trovare i miei cari defunti ci sono cespugli alti quasi a dimensione di uomo. Questo anzi ha spazio, ma se lei percorresse quello parallelo si renderebbe conto che proprio i cespugli sono all'altezza umana, quindi il degrado, la sporcizia. Continuiamo il nostro cammino ed arriviamo qui, lapidi e croci sommerse dall'erba. E tutta questa erba proprio è un disastro proprio. Da quanto tempo è così? Sì, da molto tempo, perché non fanno niente, non si muovono niente, per niente. È una vergogna proprio, una vergogna. Qui addirittura c'è una grossa pianta di cappero, ma troviamo anche il fico, vegetazione tipica di una campagna, non del cimitero. Segnate dall'incuria anche le lapidi dei siracusani illustri. Pensavo ad altri cimiteri che si vedono alla televisione o in altri posti, dove l'erba è tutta rasata, dove è tutto pulito e messo in ordine. E invece qui è tutto un disastro, tutto un abbandono. Da Palazzo Vermexio comunque assicurano che i lavori di diserbo partiranno a breve. Una serenata improvvisata che ha fatto il giro del web. Quando a sedersi su una scalinata insieme con il chitarrista di fiducia e il cantante Blanco, il momento diventa virale sui social. Dopo aver partecipato al concerto del Foro Italico a Palermo, il cantante, idolo dei giovanissimi, ha raggiunto Piazza Pretoria e ha spiazzato i fan. Eva Spampinato. Palermo, Piazza Pretoria, telefonini dei fan puntati sulla scalinata, una chitarra e una voce che spezza il silenzio della notte siciliana. Lui è Blanco e a sorpresa, dopo il concerto live del Foro Italico, ha raggiunto i quattro canti e ha cominciato a cantare il brano La mia famiglia. In Piazza Pretoria Blanco ha girato il videoclip di una delle sue serenate che promuovono l'ultimo disco Innamorato. Lo stesso format lo ha seguito anche a Venezia, dove ha cantato in gondola, a Firenze e a Napoli. Tu che muori e sono diventato matto, paura di quello che faccio. Blanco è uno dei cantanti più amati dalla generazione Z, di cui lui stesso fa parte. 20 anni, una vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, concerti sold out e record di vendite. I suoi calci alle rose sul palco di Sanremo hanno fatto discutere per mesi. Ai fan palermitani della pagina Instagram Blanco Supporter ha chiesto consigli su dove andare a mangiare. Posto buono dove mangiare?
Catania Summerfest entra nel vivo. Il cantautore irlandese Damien Rice ha aperto la rassegna dei grandi concerti alla Villa Bellini, promossa dall'amministrazione comunale. Damien Rice, dal timbro inconfondibile, ha coinvolto con una performance emozionante e intimista sia i catanesi sia i tanti turisti presenti, sin dal primo brano accolto con applausi e standing ovation. Il poeta della chitarra ha invitato gli spettatori a alzarsi dalle sedie per avvicinarsi al palco e cantare insieme con lui. Rice non ha bisogno di artifici, solo qualche chitarra, una tastiera e soprattutto le canzoni. Polistrumentista, gioca con i vuoti e i pieni, spettacolari e intensi. Il prossimo dei grandi concerti a Villa Bellini è in programma mercoledì 5 luglio alle 21 sul palco Maluma. Adesso facciamo una breve pausa e dopo la sosta ci sarà lo spettacolo del beach volley in Piazza Duomo a Messina. State con noi. Insieme a Messina si è conclusa la 4 giorni di gare della tappa internazionale del Beach Volley Pro Tour. Ottimi risultati per gli azzurri che conquistano un oro e un argento tra le donne e un terzo posto nel tabellone maschile. Francesco Triolo. Un successo di pubblico, di entusiasmo ed anche di risultati. La 4 giorni di beach volley internazionale vissuta sui campi allestiti nello scenario unico di Piazza Duomo a Messina ha visto trionfare anche l'azzurro con la medaglia d'oro per la coppia della nazionale italiana composta da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli. Nel maschile invece hanno vinto gli argentini Amieva ed Aveiro. Sotto il profilo sportivo, oltre alla medaglia d'oro, la spedizione azzurra incassa anche il secondo posto del tabellone femminile con Reka Orsi-Tot e Giada Bianchi ed il terzo posto per la coppia dal Corso Viscovic per il tabellone maschile. Arrivati questi ad un passo dalla finale e superati per 2-7-0 dai polacchi Szekser e Petuskin, stesso risultato con cui si fermano ad un passo alla finalissima anche Benzi e Bonifazzi, sconfitti dagli argentini Amieva e Aveiro, poi vincitori del torneo al termine di una seguitissima e tirata finale conclusa 2-7-1. Bellissima anche la finale femminile tutta italiana portata a casa dalla coppia Bianchin-Scampoli con il finale di 2-0. Le finali andate in scena ieri pomeriggio hanno concluso un appuntamento di altissimo livello tecnico che ha registrato numeri importanti anche in termini di affluenze e grandi apprezzamenti da parte delle varie delegazioni provenienti da ben 27 nazioni differenti. Un grande risultato per la tappa siciliana del circuito internazionale organizzato dalla Confederazione Europea di Pallavolo e tanta soddisfazione anche da parte degli organizzatori dell'evento messinese, entusiasti per il successo ottenuto sia sotto il profilo organizzativo che dal punto di vista della partecipazione da parte del pubblico, che ha apprezzato e seguito con grande entusiasmo e passione le 4 giornate di gara. Certo, a Siracusa si sta girando la serie ispirata al Gattopardo di Visconti con Kim Rossi Stewart, Deba Cassel e la Piazza del Duomo ricoperta di sabbia. E poi non dimentichiamo Ficarra e Picone con il loro nuovo Santo Cielo in lavorazione a Catania, con puntate anche a Taormina con le partner Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Ma c'è dell'altro da leccarsi i baffi, anche perché già nei cinema, ascoltate, dopo Tangere, Alessandria e Atene, il nuovo Indiana Jones con Harrison Ford, ottantenne in gran forma, è ambientato anche questo a Siracusa. Questa volta però in quella classica, dove in particolare nell'orecchio di Dionisio riparte la ricerca del mitico quadrante di Archimede in grado di attraversare il tempo. Diretto non più da Steven Spielberg ma da James Mangold, anche questo film sulle avventure del celebre archeologo, metà studi e metà fughe mozzafiato, per lunghe sequenze è made in Sicily, come ormai di moda tra le produzioni di film e serie italiane e internazionali. La speranza, non ci sembra inutile sottolinearlo, è che il consistente indotto turistico di questa felice stagione di videopopolarità della nostra regione
ci spinga a essere sempre più accoglienti in ambienti decorosi e sicuri, ben oltre la durata dei CHAC. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.